Ben ritrovati per un'altra puntata di Alla scoperta delle Dolomiti. Quest'oggi vi faremo conoscere assieme a Giovanni Carraro un altro pezzo del crinale che divide la provincia di Treviso dalla provincia di Belluno. Sono le Prealpi, non sono le Dolomiti, ma sono comunque territori molto affascinanti e adatti ad un escursionismo facile. Quest'oggi partiremo da Pian delle Femmine, che ha un suo valore fortemente culturale e sociale e che poi negli anni 40 ha assunto anche un valore fortemente storico. È un percorso tutto sommato abbastanza facile, impegnativo solamente per lo sviluppo, perché impegna parecchie ore, ma il dislivello non è eccessivo e comunque viene ripartito nel corso della camminata. Naturalmente in questa trasmissione avremo anche modo di farvi conoscere altre particolarità del territorio e in modo particolare del territorio di Revinelago. E allora venite con noi. Cari amici della montagna, benvenuti in un'altra puntata di Alla scoperta delle Dolomiti. Questa volta andremo a visitare le Prealpi trevigiane, ma a dire la verità ci siamo già stati, perché se ben ricordate vi ho portati a Cison di Valmarino a vedere quel bellissimo rifugio incastonato nella roccia che è il rifugio dei Lof. Poi siamo andati nel versante lapisino del Col Visentin a fare quel lungo sentiero un po' impervio che guarda il Fadalto. Questa volta partiremo da Pian delle Femmine e andremo fino al Re delle Prealpi, ancora una volta, il Visentin, guardandolo però nel versante occidentale. Galopperemo tutto il filo di cresta della lunga dorsale, costantemente a confine tra la provincia di Belluno e quella di Treviso. Avremo degli scenari spettacolari con una vista a 360 gradi sulle due province. Saremo sempre fuori dal bosco, quindi attenzione nelle ore più calde, portatevi con voi la crema solare. Ci troviamo di fronte al santuario di San Francesco da Paola. È un sito molto importante per l'abitato di Revine, carico di storia e soprattutto ha un punto di panoramico bellissimo sopra il borgo. Per raggiungere Pian delle Femmine, essendo un valico, ci sono due possibilità, da nord e da sud. Dal versante bellunese si parte da Valmorel e si raggiunge tramite soltanto sentieri e piste forestali. Ben più facile invece è la salita a partire da Revine, perché c'è una comoda strada provinciale che sale dal paese. Si sviluppa per alcuni tornanti e raggiunge appunto il valico del Pian delle Femmine. Revine è un paese molto bello, ricco di storia legata al pascolo e all'alpeggio ed è caratterizzata soprattutto dalle famose case della vallata, case molto vecchie fatte di biancone, che è questa pietra caratteristica tipica delle Prealpi. Oggi ci sono soltanto alcuni esemplari di queste magnifiche case che sono caratterizzate da più piani e sono abbellite dai famosi pioi, che sono una sorta di balaustra riccamente decorata in legno. Un paese ricco di storia, non solo legata all'alpeggio, ma anche per una storia puramente medievale, perché qui c'era un passaggio molto importante attraverso il valico dove andremo noi oggi in escursione, ed era un passaggio alternativo rispetto al più importante Fadalto o alla stretta di Quero.
Revine è nota non solo per questa storia di alpeggio e di epoca medievale, ma è importante anche perché chiude la valle verso est, dove insistono questi due magnifici laghi, il lago di Lago e il lago di Santa Maria. Per conoscere un po' meglio questa storia abbiamo incontrato un personaggio che la storia locale la conosce molto bene. Ha scritto un sacco di libri, non solo per questa zona della vallata, ma anche per tutta l'area trevigiana e anche bellunese. Si tratta di Giovanni Tomasi, medico umanista, e oggi lo incontreremo. Andiamo a conoscere Giovanni Tomasi. Sono seduto sul lavatoio più grande d'Italia, che è quello delle Lame di Revine, costruito verso la fine dell'Ottocento. Dietro di me vedete il santuario di San Francesco di Paola della fine del 6 e poi la montagna che separa la provincia di Treviso da quella di Belluno. Il santuario di San Francesco di Paola fu costruito a proprie spese dall'allora parroco Don Giovanni Domenico Cumano su una balza del Monte Frascone, poco sotto l'omonimo castello medievale, alla fine del 1600. La chiesa, ad ala unica, realizzata dalle migliori maestranze locali, è arricchita da importanti opere artistiche. In particolare un ciclo di affreschi datati 1718 e realizzati da Francesco da Re di Fregona. La maggior parte dei dipinti che adornano la chiesa furono commissionati all'inizio del 1700 a Mattia Kremsel, pittore austriaco di nascita ma cisonese di adozione. Altri autori sono Antonio Sasso, Antonio Tacco e il bellunese Antonio Lazzarini. Don Cumano lasciò scritto la volontà di essere rappresentato in una scultura a mezzo busto e l'impegno a istituire una confraternita devota al santo protettore, volontà soddisfatta nel 1720 a 3 anni dalla sua morte. Un grande telero che si trova all'interno della chiesa, attribuito al pittore serravallese Paolo Paietta, ricorda la peste del 1848. Il venerdì santo la popolazione di Revine rappresenta la passione vivente. Un suggestivo corteo parte dal piazzale antistante la chiesa parrocchiale, sale lungo la via Crucis e si conclude accanto al santuario. Io oggi vi parlo della strada che da Revine va in Val Belluna. La strada è documentata con ritrovamenti archeologici a Pian de Frassenè di una punta di lancia barbarica, quindi del VI secolo circa d.C., e parecchi reperti terracotte del XI-XII secolo. La strada serviva ai pastori per arrivare ai pascoli di proprietà del vescovo conte di Ceneda, che aveva una serie di pascoli: Frassenè dietro al lago, Frascone e Corra, Revine e Campo, oggi in comune di Belluno. Quindi bisogna pensare che su questa strada, che oggi è piuttosto difficile da passare, a quel tempo giravano anche carri che portavano mercanzie in Val Belluna, e era così importante da prevedere un posto di dogana, una muda. I regolieri di Revine tenevano il rastello di sanità, cioè chiudevano la strada nei casi di epidemie, per cui poteva passare solo chi aveva una fede di sanità, cioè un documento che attestava che veniva da zone non infettate da qualsiasi tipo di morbo. Nel 1848 le forze austriache che cercavano di raggiungere Belluno sono passate di lì, hanno cercato di passare da Pian delle Femmine, sono state fermate dagli insorti bellunesi, perché l'ultimo tratto, quello che i 150 croati che attaccavano dovevano superare, nella zona dell'Ingerta è molto scoperto, quindi facilmente venivano bersagliati dagli insorti bellunesi arroccati sul monte di Frascone. Vedete una frequentazione come minimo per 1500 anni, ma senz'altro più vecchia. Dopo questi cenni storici ci spostiamo dal lavatoio dove ci troviamo adesso, che tra l'altro è il lavatoio più grande d'Italia, e andremo negli studi di Giuseppe Grava, un importante artista di Revine, medaglista, scultore e pittore, che è molto famoso per tutta la zona della vallata. Per andare da lui ci accompagnerà Silla Grava.
Ci sono molti modi per raccontare un paese. Farlo attraverso la storia, come ha appena fatto Giovanni Tomasi, il territorio, come farà Giovanni Carraro, che ci accompagnerà nei percorsi montani, e i suoi talenti, uno tra i quali è proprio il maestro Giuseppe Grava. Revine Lago sta diventando una meta appetibile, un paese ricco di percorsi incantevoli, di scorci paesaggistici che la mano esperta di Giuseppe Grava, pittore, medaglista e anche scultore, ha saputo catturare ed immortalare nelle sue numerose opere. Io discendo da una famiglia di scultori. La mia attività segue dal 1957-58. Sono gli anni che sono andato a Milano, ho frequentato la Scuola Superiore d'Arte del Castello Sforzesco Serale per 8 anni. Sono rientrato a Revine nel 1977 e quindi da lì ho incominciato a riprodurre le varie cose che succedevano qui, festa della castagna, eccetera. E ho riprodotto Revine nei quadri, ho fatto diverse mostre, sono tra i fondatori dell'Associazione Italiana Acquarellisti quando ero ancora a Milano nel 74. Ho riprodotto diversi scorci rustici di Revine perché è la storia di Revine. Stessa cosa l'ho riprodotta nelle medaglie. Ho fatto 28 medaglie che riguardano le feste veneziane, personaggi veneziani. Un'altra serie sono in Vaticano, poi al Museo Bottacin di Padova. Attualmente sono a 224 medaglie eseguite. Abbiamo visto quanto importante è stata l'attività di Malga nelle zone prealpine che vanno da Pian delle Femmine verso il Monte Cor e successivamente verso il Monte Visentin. Un'attività che per Revine e i paesi limitrofi ha rappresentato decenni di storia. Siamo qui con dei personaggi che effettivamente rappresentano tutta questa storia di alpeggio. Ecco, ci troviamo con un altro componente della storica famiglia dei Tonet, detti Mastelin. Siamo con Attilio Tonet, ma come mai questo soprannome Mastelin? Siccome che il latte veniva molto e poi deposto in contenitori per la decantazione, questo era il famoso Mastelin, che quando tutto era calcolato per i 10 litri. Questo era un contone ridotto perché rimaneva sempre metà quota di latte. Chiamavano in barba e diceva: Tony, portami il Mastelin. E è nata la storia del Mastelin. Ecco, qui troviamo un'ampia selezione di cosa lui è in grado di fare, quindi abbiamo la mussa, che è questo... Questa è la mussa, i vari serventi, le corde, questa è la canagola. La differenza dalla canagola alla gambis. Questa è la gambis, invece questa qua è la vera canagola. Questo era il sistema per i vitelli, perché non si soffocava. Salutiamo Attilio con tutta la sua selezione di oggetti di artigianato e ci diamo appuntamento al Visentin. Bene, siamo partiti da Revine, abbiamo percorso la strada provinciale che si sviluppa per alcuni tornanti sul versante trevigiano del lato prealpino ed è interessante questa strada, oltre che in macchina ovviamente, per i cicloamatori perché ovviamente mette a dura prova le loro gambe.
Siamo a Pian delle Femine, il cui nome deriva da questo monumento in sostanza, un monumento dedicato alle donne, le donne che hanno fatto da supporto durante la Resistenza. Qui vicino c'è poi il rifugio alpino, e c'è anche il Museo Partigiano Agostino Piol, che è gestito dall'ANPI delle province di Belluno e di Treviso. Siamo pronti per partire, ora saliremo il versante del Monte Frescon, poi faremo le varie tappe, quindi il Monte Cor, il Col delle Poiatte, il Monte Pezza, faremo le Agnelezze, la Forcella Zoppei e infine il re delle Prealpi, il Visentin, con 1763 metri. Il dislivello, a partire da 1100 metri fino ai quasi 1800 metri del Visentin, è di circa 600 metri e lo percorreremo in circa 3 ore. Ma prima di incamminarci, vediamo insieme sulla cartina geografica quale sarà il nostro percorso. Partiamo da Pian delle Femine e saliamo lungo la dorsale prealpina, passando le vette del Monte Cor, il Col delle Poiatte, il Monte Pezza, e quindi arriveremo alle Agnelezze per poi passare alla Forcella Zoppei, e dalla Forcella Zoppei faremo il Col Occet, che ci porterà a raggiungere la vetta finale, che è il Visentin. Si vede Venezia, si vede l'Adriatico. Queste vette sono caratterizzate normalmente da queste strutture che sono chiamate o masiere o cumuli di spietramento. Che cosa sono? Sono degli oggetti che venivano costruiti raccogliendo il pietrisco che era disperso nei prati, perché creavano intralcio durante lo sfalcio, e poi sono diventate più o meno delle opere d'arte. Qui in zona le chiamano castei o castel. Più avanti verso le Agnelezze ne troveremo una di veramente molto bella, alta 4 metri. E quindi continuiamo e andiamo a vedere. Una delle cose più importanti per l'alpeggio di queste aree è sicuramente l'approvvigionamento idrico, che era ed è rappresentato dalle cosiddette lame. Lame, così chiamate in questa zona, ma posa nelle zone più occidentali delle Prealpi. Qui ci troviamo in una delle più belle lame della zona, è la lama de Frescon cosiddetta, e che in questo periodo è ricchissima di girini, che dialettalmente vengono chiamati caglierini. Durante il nostro cammino troviamo delle casere bellissime. In questo momento ci troviamo alla casera Frascon, che il titolare Francesco Frare, e fatalità ci fa vedere un cimeglio che è appartenuto addirittura a suo nonno. Era pianta con il relativo martelletto per tirare il faldin, per fare la filatura della falce. Qui ci troviamo di fronte a un vero gioiello delle nostre Prealpi. È un caserin. Il caserin era una piccola costruzione che serviva per depositare il latte in modo che si mantenesse al fresco, e qui siamo di fronte al caserin de Polo, che è costruito completamente in pietra di Biancone.
Ecco, dopo le prime collinette che abbiamo fatto della zona del Frescon, cominciamo a mettere a dura prova le nostre gambe con queste salite un po' più ripide. Stiamo affrontando la prima vera montagna, che è il Monte Cor. Comunque non c'è niente di speciale o di difficile, perché come vedete è un tragitto adatto a tutti. Ecco, dopo aver raggiunto la cima del Monte Cor, ci avviciniamo alla seconda vetta, che è il Col delle Poiatte. Col delle Poiatte che però non raggiungeremo nella sua sommità, ma lo affiancheremo percorrendo il sentiero sul lato meridionale. Qui ci troviamo vicini alle casere Bridot, che anche queste hanno tutta la loro storia. Ma perché il toponimo Poiat? Poiat, appunto Col delle Poiatte, era una sorta di struttura costruita in legno di faggio che serviva per fare il carbone vegetale. Ancora adesso ci sono queste strutture nella zona del Cansiglio e questo è emblematico perché questa zona probabilmente era ricchissima di faggi nel passato, tanto che Fais, ad esempio, deriva da Faggio, che è una zona qui vicina. Qui vediamo dei ragazzi che stanno correndo, evidentemente si stanno allenando per un'importante gara che si svolge a fine primavera di ogni anno. Si parla del Grand Ride delle Prealpi Trevigiane, che è una gara per atleti d'acciaio, perché pensate che si sviluppa in tutto l'arco prealpino a partire da Segusino fino a Vittorio Veneto. Sono 72 km con 4.500 metri di dislivello. Le Prealpi sono caratterizzate da diverse malghe. A partire dal Cesen troviamo Malga Mariec, poi troviamo Malga Canidi, troviamo Malga Mont, abbiamo qui vicino le Malghe Zoppei e qui ci troviamo in una delle più importanti malghe, che è Malga Cor. Eccola qua, qui abbiamo la parte più vecchia della struttura perché è composta da vari elementi, magari un po' meno belli, mentre questa è particolarmente graziosa. Si trova alla base del successivo monte che faremo, che è il Monte Pezza, e siamo andati a intervistare i personaggi storici che hanno fatto un po' la storia di queste zone, quindi i vari anziani che hanno pascolato per queste zone. Ecco, qui ci troviamo insieme a Lino Tonet, detto Lino Mastelin. Quanti anni è stato su per quelle montagne? 30 anni. Quante bestie portava su per le montagne? Io una quindicina, partivo da qua i primi di maggio e fino a Santi. E per andare a Cior l'acqua,
andare dalla fontana dei Canai e portarla sulla lama. Perché questo è un aspetto molto importante, perché la fontana di Canai era una fontana, l'unica zona di approvvigionamento dell'acqua. Siccome le Prealpi sono scarsamente dotate di acqua, questo era veramente un dramma per loro, cercare l'acqua. Siamo con Angelo Dazzi, e Angelo Dazzi è importante perché ha gestito per 40 stagioni l'attività di Malgaro, nella zona del Cor, quindi Malgacor. Facevate anche il formaggio lassù? Sì, formaggio. Formaggio e puina e burro. E quante bestie erano lassù in Malga? L'ultima aveva 110-115 bestie. Le Prealpi sono ideali ovviamente per fare delle magnifiche fotografie panoramiche oppure documentari come quelli che stiamo facendo ora, però rappresentano anche l'ideale per fare dei veri e propri film. C'è stato un importante regista, un regista vittoriese, Giuseppe Taffarel, che ha creato dei bellissimi cortometraggi. Sono dei cortometraggi che raccontano la dura vita di montagna che facevano i nostri nonni. Lui ha girato dei film, 3, in particolare nella zona del Visentin e Fais, e io ricordo particolarmente La Montagna del Sole, perché è quella che dà veramente lo spirito della vita che si viveva in queste zone. Qui siamo vicino alle caserme Pezzetta, che hanno rappresentato proprio un passaggio di questo film. Vi è un signore che trascina a valle un anziano ammalato sulla mussa, e tra l'altro avviene un piccolo incidente di percorso in questa zona senza conseguenze, ma reale, effettivamente reale. Ed è molto toccante come scena e io lo ricordo veramente particolarmente, sia il film che il regista. Ecco, siamo ormai all'ultimo strappo, prima della meta finale del Visentin. Siamo sul monte Agnelezze, e Agnelezze è un toponimo particolare perché già lo dice in maniera intrinseca, che si parla di pascoli, quindi di agnelli. Questa zona è una delle più belle perché contemporaneamente stiamo vedendo la provincia di Belluno e la provincia di Treviso, ed è uno spettacolo oggi, veramente.
stiamo avvicinando alla più bella delle masiere delle Prealpi e tra l'altro la più alta, perché sono ben 4 metri questa struttura, che è stata voluta da un tale Benito Segat di Castillon, eretta negli anni 50 del secolo scorso. È molto importante perché per cacciatori della zona o anche per gli abitanti limitrofi da sempre rappresenta un punto di riferimento soprattutto in caso di nebbia ed è simpaticamente soprannominato il Pindol. Ecco, stiamo scendendo verso Forcella Zoppei, che sarà poi il punto di partenza finale per arrivare in cima al Visentin. In questo punto siamo in cima al Col dei Magoi. C'è da sottolineare che c'è un errore cartografico nelle principali mappe. Difatti, se le guardate, il Col dei Magoi è riportato a ridosso del Visentin insieme al Col Ocet. È un errore perché esattamente questa è la montagna reale, questo è il Col dei Magoi, ed è confermato anche in un importante libro che è stato realizzato dalla Fondazione Angelini di Belluno che riguarda gli oronimi delle Dolomiti bellunesi. Ecco, siamo a Forcella Zoppei, pronti per affrontare l'ultimo strappo che appunto saranno questi 300 metri di dislivello per raggiungere la vetta del Visentin. Ci raccordiamo nella strada sterrata che sale da Longhere, però per evitare la noia di farla tutta a tornanti sfrutteremo le scorciatoie appunto che ci sono tra tornante e tornante. Stiamo per raggiungere la vetta del Col Visentin a 1763 metri. Qui in cima c'è il rifugio Quinto Artiglieria Alpina e la storia di questo rifugio è stata alquanto travagliata perché è partita nel 1900 come rifugio Budden, dedicato appunto a questo grande alpinista inglese e voluto fortemente dal CAI di Belluno. Durante la Prima Guerra Mondiale fu raso al suolo, ma non si sa il perché. Soltanto nell'immediato secondo dopoguerra fu rimesso in sesto per volontà del comandante Norchen e in seguito nuovamente distrutto da un incendio. E negli anni 60 fu riedificato, sempre con l'intenzione di dedicarlo all'esercito, quindi al Quinto Artiglieria da Montagna, ed oggi viene gestito da Giovanni Del Vesco, che andremo a conoscere all'interno dell'ambiente. L'importanza di questa struttura è che è su un posto completamente panoramico, 360 gradi, si vede il mare, si vede Trieste, si vede la laguna, si vede dal Grappa alle montagne del Brenta. Qui c'è l'arrivo dell'Alta Via numero 1
c'è il transito del Monaco-Venezia. Che tu ci tieni particolarmente. Che ci tengo particolarmente perché è anni che ci sto dietro alle guide alpine della Monaco-Venezia proprio per portare gente qua su. Poi c'è anche il transito della Treviso 1, dal Grappa al Cansiglio. Perciò penso che... E anche l'Alta Via Europea E7. E il periodo di apertura del rifugio, Giovanni, qual è? Allora, dal 1 maggio al 30 ottobre tutti i giorni, il resto dell'anno il sabato, la domenica e le giornate festive. Perfetto. Quindi, anche se c'è la neve, io sono sempre qua su. Quindi sei sempre pronto ad accogliere gli escursionisti, vi aspettiamo numerosi al rifugio Quinto Artiglieria Alpina insieme a Giovanni Del Vesco. Abbiamo completato la nostra escursione, siamo partiti come vedete da Pian delle Femmine, abbiamo fatto tutto il percorso di cresta per arrivare appunto qui in cima al rifugio Quinto Artiglieria Alpina al Col Visentin. È un itinerario adatto a tutti, dura circa 3 ore, non ci sono particolari difficoltà tecniche ed è quindi molto interessante per le famiglie e per chiunque lo voglia affrontare. Ricordo agli amici della montagna che chi volesse frequentare queste bellissime montagne delle Prealpi può leggere le escursioni nei miei 2 libri che ho fatto specificatamente appunto per il territorio prealpino. Attualmente sto scrivendo un terzo libro che si dedica esclusivamente al Visentin, nel versante lapisino, e questa sarà la novità del prossimo anno. Allora, vi è piaciuta questa escursione? Quello che posso raccomandarvi è di tenere sempre in considerazione che un conto è andare, un conto è tornare. È un'escursione di circa 3 ore andando con passo lento, passo tranquillo, un'escursione che però deve richiedere anche il ritorno. E anche nel ritorno non è tutta discesa, ci sono sali e scendi e quindi si viene messi un po' a dura prova. Però il vantaggio è di avere 2 punti d'appoggio particolarmente importanti dove ristorarsi. Naturalmente il suggerimento è di farlo con una bella giornata, non solamente per le condizioni di sicurezza che sono maggiori, ma perché il panorama, come avete visto, è davvero impagabile. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima escursione.